molto particolare, una partita ricca di emozioni, ecco, però credo sarà ancora molto più emozionante al ritorno, che comunque tornare nel mio vecchio stadio davanti ai miei vecchi tifosi sarà più emozionante, però comunque domenica è sempre una partita speciale con dei miei ex compagni. Tu sei in un momento molto buono, molto prolifico, anche l'anno scorso proprio a Genova sei esploso un po' con l'autunno e quindi insomma sei Bocci con l'autunno. sì, sei È in un un buon po', momento. un po' quello è il mio periodo, diciamo, dove entro un po' in forma, questo è il periodo, però speriamo di continuare con la mia forma fisica, soprattutto sotto il profilo dei gol e comunque con i miei gol spero che arrivino anche le vittorie, ecco, cioè, tolta la parentesi di Roma, Sì, diciamo, i miei hai gol sempre vinto quando sei andato. fino ad ora infatti speriamo di riprendere, ecco, il cammino già da domenica contro la mia ex squadra. E se segni? Esulti? 90 scontate, ma non credo proprio perché comunque a Genova ho dei ricordi stupendi di una società, dei compagni e dei tifosi eccezionali, perciò sempre di fare sarebbe brutto, ecco, però spero di farlo, ecco. Comunque hai iniziato a segnare anche con più regolarità da quando hai ricominciato a giocare da prima punta. Come ho sempre detto, ecco, diciamo che giocando a 3 da prima punta rendo molto meglio, ecco, posso dare diciamo il 100% delle mie qualità, poi indipendentemente che il gol arrivi o non arrivi, però diciamo, ecco, sei più presente in area, ecco. Però, Però comunque sì, da esterno d'accordo? mi adatto Sì. senza fare nessun tipo di polemica, cerco di dare sempre il massimo. Sì, però tu hai detto, l'hai anche dichiarato l'altro giorno nella sede del Corriere dello Sport, che il tuo obiettivo, ed è giusto che sia quello, è la nazionale, andare agli europei, fai parte della nazionale, è chiaro che uno coltiva sogni di gloria di arrivare, di giocare anche la fase finale, però in nazionale sei un esterno, non sei un attaccante centrale, perché gli attaccanti centrali sono altri, sono semmai Iaquinta, ma c'è Toni, No, no, e infatti, devi adeguarti a fare anche l'esterno. no, no, infatti io come l'ho fatto quasi per metà campionato l'anno scorso e poi in nazionale come tuttora lo faccio. Lo fai finché comunque si tratta, farlo per un campionato intero è differente che farlo una volta ogni tanto che vai in nazionale, ti adatti, poi se la condizione fisica è ottimale comunque puoi rendere benissimo anche da esterno. Poi ho sempre detto che in nazionale giocherei anche in porta, in caso Buffon non se la sentisse. Però cioè, senza fare anzi, Certo, uno dice vado in nazionale solo se gioco d'attacco assolutamente. se continui così in nazionale ci vai. Ci sei già, continui Io ho così. sempre detto che per arrivare in nazionale devo far bene con la Ovvio. maglia di Udinese, perché sennò in nazionale non ci puoi mai arrivare. Hai sentito qualche ex compagno in questi giorni? Questi compagni di squadra sicuramente, amici di già tanti messaggi mi sono arrivati, però Che si possono riportare o no? i messaggi? Stai No, attento. tutti i messaggi diciamo di interrompere per questa settimana Il gol. il gol La perché serie. Ti poi guffavano un po'. però in modo scherzoso perché comunque compagni che ci vogliamo bene, perciò so che scherzano. Ma senti, ma il fatto che magari si siano allenati, comunque non so dove è Sala, credo che in allenamento ti avrà marcato ogni tanto, No, un guarda, giorno poi sì, con l'altro poi. Sala c'è un rapporto particolare perché è dal primo giorno di ritiro che c'è sempre contro, perciò mi conosce fin troppo bene. Dal Sempre nelle primo giorno quando eri partitine, sempre là, contro. cioè quando eri là dici, Sì, sì, appena quando ero a arrivato la Genova, sì, Sampdoria. sì, sì, perciò quasi tutti gli esercizi eravamo sempre insieme, perciò mi conosce bene, speriamo che domenica ha dimenticato qualcosa delle mie caratteristiche. Ecco. Ma secondo te può influenzare il fatto di conoscere così bene o di essersi allenati per un anno uno contro l'altro alla fin fine? Cioè, in una partita ci può essere una situazione dove poi uno ti scappa perché non puoi essere tu umanamente a andare a Sì, sì, prendere. sicuramente, sicuramente ha dei vantaggi perché come io conosco lui
come gioca lui conosce me, perciò ci sono dei vantaggi, però Anche tu quindi hai dei vantaggi. vabbè, è normale. Anch'io so come lui marca o dove potrebbe andare in difficoltà, ecco, però poi in una partita sono degli episodi dove comunque da schienare non è lui a marcarmi o un altro, perciò a parte episodi, perciò non credo che cambi più di tanto. È cambiato tanto la Tempo Samp dallo scorso anno? Molto. Molto, Secondo me no? è una squadra molto forte, c'ha un attacco che può fare invidia a grandi squadre, perciò io credo che la Samp può arrivare benissimo cioè nelle prime posizioni, in Europa, insomma. che è un gruppo eccezionale. Quindi è uno scontro diretto. Sì, secondo me sì, è una partita dura, una partita che giocano contro una squadra che ha 20 punti, perciò anche loro stanno facendo un ottimo campionato. Due attacchi forti a confronto, più forte l'Udinese o più forte la Sampdoria? Non sta sicuramente a me giudicarlo, io sicuramente reputo l'attacco della Sampdoria uno degli attacchi migliori, ecco, secondo me della Serie A. Poi gli altri su di noi giudicheranno gli altri, non mi va di dire noi siamo forti o siamo scarsi, lascia gli altri giudicare. Senti, Cassano può essere un cliente temibile per un posto all'europeo, teoricamente. No, io ho sempre detto che comunque sicuramente io Cassano come giocatore straordinario dal mio punto di vista, non solo credo. Cioè, domenica c'è da fare molta attenzione, poi quando arriva il discorso della nazionale io guardo sempre a me stesso, guardo quello che faccio io, cioè poi sarà il CT a decidere, poi cioè, non faccio nessuna corsa su Cassano o su altri giocatori assolutamente. Se ti conoscono bene ti marcano anche a metà campo, proprio che ti tiri e tiri. No, quello è successo una volta. Sì, quella volta lì proprio contro il Chievo, no? Hai fatto quel pallonetto da metà campo, mi pare Flacchi ti ha detto sei completamente matto. No, Bazzani. Bazzani, ti ha detto sei completamente Proprio matto. Bazzani. Poi Anche l'immagine- Bazzani quanto ammazza, insomma. Carattere forte, ecco, diciamo così. No. Ah no, lì ricordo di quel gol, tanti comunque me lo ricordano, a volte quando mi trovo a parlare, come l'ha fatto a fare quel gol, faccio guarda, sinceramente, giocatore molto istintivo, ci ho provato, non sapevo neanche dove ero. È vero che sei matto. Eh? È vero che sei un po' matto in quel senso. Sommate sì, perché a volte cerco delle giocate, forse è meglio non provarle, ecco, però mi piace provare, mi piace rischiare, cioè, mi piace il rischio. Volendo anche domenica hai rischiato, che non era così automatico, insomma, prendere la così. Sul gol? No, no, sì, anche dei gol lì, stopparle, girarsi, cioè, per l'amor di Dio, è una giocata, però anche quella è una giocata, No, è rischioso, cioè, appunto, è rischiosa comunque, perché puoi prenderla male anche lì no, uno poteva dire potevi giocarla, appoggiarti dietro così, tu. però io quello che mi passa per la testa facile, poi va bene, prenderò gli applausi, se no, beh, prendo i fischi, come spesso anche succede. L'anno scorso con la Sampdoria ogni pallone che toccavi era quasi gol, come abbiamo ricordato adesso anche in episodi eccezionali. Dei 4 che hai segnato finora sull'Udinese, proprio quello di domenica era il più imprevedibile. Pensi che a livello di fortuna ti sia girato qualcosa quella domenica lì? Cioè che adesso le cose si stiano sistemando, perché avevi già provato qualche conclusione dalla distanza e non è andata bene. Quella domenica lì hai trovato un gol che comunque era abbastanza difficile. Fortuna, io dico sempre che comunque la fortuna bisogna cercarsi, a Livorno feci una rovesciata, andò fuori di poco, ho provato in altre circostanze, però comunque devi insistere nel provarci, non puoi abbatterti e dire no, non ci provo più, se no che non faccio gol, no. Ci riprovo finché poi i fatti mi daranno ragione, ecco. Speriamo di continuare anche con domenica. Bisogna fare